l'affiche la conoscete tutti, la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema si muove dal basso, organizza il pubblico in difesa del suo diritto a discutere i film e non solamente di guardarli. Per molte cose sono d'accordo con quello che diceva Pio adesso, un po' i circoli dell'affiche si muovono come quelli della Fedic, nel senso che hanno un tesseramento e c'è un sostegno anche a livello ministeriale per quanto riguarda l'affiche nazionale, che poi ridiscende sui vari circoli. Io non so, faccio una riflessione forse un po' retorica, nel senso che questo incontro secondo me è interessante e utile. L'affiche e le altre federazioni, la Fedic, la UIC, la Lucca e tutte le altre, già da diversi anni stanno ricominciando a coordinarsi a livello nazionale per avere più peso, più voce quando si riferiscono alle amministrazioni locali o ancora più importante al Ministero. Quindi è importante fare anche questo lavoro a livello locale con tutte le altre realtà che non sono per proprio delle federazioni che organizzano il pubblico. Credo però, scusate se questa è la prospettiva che abbiamo noi, il pubblico sia proprio il centro di questo discorso. A volte ho l'impressione che ci siano quasi più iniziative che il pubblico, è un po' un pericolo. Negli ultimi tempi, almeno per la mia esperienza, io lavoro anche in altre associazioni, mi sembra che stia proprio scemando l'interesse del pubblico per quello che si fa. Non so, forse è solamente un rischio così che vedo io, che sono magari un po' pessimista, però mi sembra che il pubblico sia un po' smarrito, stia un po' perdendo l'interesse, e anche nei circoli, che pure sono vivi, voglio dire, se ne abbiamo 50, per cui le persone che ci lavorano e che si formano dentro i circoli siano sempre un po' meno, non è una questione di generazioni, di cambio generazionale, quelli che lo fanno da tanto, quelli che lo fanno da poco, sembra che ci siano un po' di difficoltà a far sentire il pubblico protagonista. Non so, forse dovremmo riflettere un po' anche su questo. Ho paura che tanto lavoro sia un po' come dire, autoreferenziale. Questo non è secondo me l'obiettivo che le associazioni, parlo delle associazioni di cultura cinematografica dovrebbero avere. Quindi riflettiamo su questo, almeno noi ci stiamo riflettendo molto, stiamo cercando di capire dove abbiamo smarrito il filo del pubblico che si auto-organizza per vivere il cinema da protagonista. Comunque buon lavoro a tutti noi perché il lavoro non manca, al di là dei problemi dei soldi serve proprio ritrovare uno scatto, come dire, d'orgoglio, una parola non è molto cara, quindi insomma buon lavoro a tutti.